Nessuna notizia. Non è ancora stato trovato il profugo in fuga da Sandrigo, dove era ospitato. Si è allontanato come in Italia fanno molti migranti, senza tante spiegazioni, all'improvviso. Ma lui era stato malato di tubercolosi e non aveva ancora terminato la profilassi. Era stato ricoverato a Vicenza, all'ospedale San Bortolo, in una di queste stanze blindatissime, con 6 ricambi d'aria all'ora, uno ogni 10 minuti. Poi, una volta terminata la fase acuta della malattia, quando ormai non era più contagioso, era stato dimesso e rimandato a Sandrigo, dove era ospitato, e lì avrebbe dovuto andare avanti con le cure ambulatoriali. Il trattamento poi deve durare, per essere sicuri di completarlo e non avere recidive, in genere minimo 6 mesi, si va fino ai 9 e anche di più mesi. Invece questo migrante è fuggito dalla struttura dove era ospitato nel Vicentino e non si è più presentato in ambulatorio per concludere la cura. Ha abbandonato la nostra zona, non si è più affatto vedere, è stato ricercato, anche segnalato alla prefettura eccetera, e non è stato più rintracciato, ma comunque non era più contagioso. Però potrebbe avere una ricaduta. Potrebbe avere una ricaduta. Quindi tornare a essere contagioso. Questo non è impossibile pensarlo, come è anche possibile, ed è molto documentato, che persone che hanno avuto una tubercolosi, che sono state trattate correttamente, se si riespongono possono riacquisire la tubercolosi. Non è una malattia che dà un'immunità permanente. Insomma, non avendo terminato la profilassi, potrebbe avere una ricaduta e tornare ad essere contagioso. Un pericolo che riapre il tema della gestione dei migranti nelle strutture in cui sono ospitati e da cui spesso si allontanano. Il caso del profugo di Sandrigo era stato rilanciato su Facebook anche dal presidente del Consiglio regionale Veneto, il vicentino Roberto Ciambetti, e il suo post era stato ripreso anche dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che aveva scritto: immigrato malato in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di disastri e di invasione senza regole e senza controlli. Un tema aperto, insomma, su cui oggi interviene anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Se tu te ne vai in giro senza poi fare richiami, vuol dire che ti esponi a rischio di riammalarti e magari di infettare qualcuno. E questa vicenda ci riporta con il pensiero alla mente a quello che è il rischio poi delle epidemie, della diffusione di malattie, anche malattie in alcuni casi che noi non conoscevamo più. Pensate alla scabbia, alla tubercolosi, abbiamo avuto casi di lebbra in passato e penso che sia fondamentale appunto porre anche la questione sul tema sanità, perché se un immigrato che la TBC se ne scappa e fugge non riusciamo più a curarlo, quindi a salvargli la vita e a riportarlo in salute, ma soprattutto ricordiamo anche il rischio per tutta la nostra comunità.